tornata a riunirsi la rete dei giovani ambasciatori del Friuli Venezia Giulia. Il gruppo di lavoro costituito dall'Ente Friuli nel Mondo e dalle altre associazioni dei corregionali all'estero, che comprende una trentina di giovani under 35 residenti in Europa per motivi di lavoro o di studio. 2 giorni di lavori ieri e oggi tra Udine e Gorizia, in cui si è parlato molto di mobilità internazionale. Ci racconta com'è andata Giorgia Bortalossi. Cala dopo il Covid la prospettiva di immaginare un futuro all'estero nei giovani studenti universitari di Udine. Rimane invece a livello di media nazionale l'adesione al progetto Erasmus. 3,5% degli studenti decide di tentare, di provare l'avventura studio all'estero. Questi sono i dati forniti dall'Università di Udine nel corso di questa 3 giorni di convegni organizzata dall'Ente Friuli nel Mondo e dalle altre associazioni di corregionali all'estero, che ha visto protagonisti i giovani della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, che vivono, lavorano in Europa e che vogliono in qualche modo essere non solo ambasciatori di questa terra, ma anche riferimento per tutti coloro che decidono di andare all'estero. Allora andiamo a vedere che cosa è emerso tra racconti, esperienze e consigli. Ci parli di Garage Erasmus Foundation? Sì, Garage Erasmus è la fondazione che da ormai 10 anni sta cercando di rimettere insieme i talenti che abbiamo fatto un'esperienza all'estero per creare progetti, per facilitare l'avvio di nuove imprese e per diffondere quella che è l'importanza dell'Erasmus, che purtroppo ancora oggi non è sufficientemente raccontata nelle scuole e nella società civile. Invece quanto è importante l'Erasmus? È importantissimo perché dopo tutti questi anni è ancora uno dei pochi programmi che può davvero avere un impatto sulla vita delle persone. Noi riteniamo che fare l'esperienza all'estero, che sia per studio o per tirocinio, non crei un migliore studente, un miglior lavoratore, bensì crei una migliore persona, che sappia adattare alla società, sappia relazionarsi con le persone di qualsiasi grado di istruzione, di qualsiasi tipo di contesto. Questa è la forza davvero dell'Erasmus. Possiamo dare un po' i numeri di questa mobilità? Diciamo che negli ultimi anni ovviamente abbiamo risentito dell'emergenza Covid, però quest'anno abbiamo riraggiunto i numeri che ci aspettavamo e siamo intorno a delle mobilità in uscita dei nostri studenti del 3,4-3,5% all'anno, perfettamente in linea con la media italiana, e per quanto riguarda i dottorandi siamo già saliti al 15% di mobilità verso l'estero. Quello che sottolineava lei è che c'è discordanza tra i numeri d'uscita e i numeri in entrata. Questo è un problema. Sì, diciamo che al momento ancora siamo poco attrattivi per mobilità in ingresso e un po' scontiamo il fatto di essere più periferici rispetto a altri atenei italiani, ma ci stiamo lavorando soprattutto per riuscire a dare e a mantenere l'offerta in uscita per i nostri studenti.